Assessore, inaugurato oggi il depuratore di Grado, qual è l'importanza di quest'opera? Un'importanza grandissima e una grande soddisfazione quando si arriva a un traguardo così importante. La realizzazione di questo cantiere, il risultato che oggi restituiamo alla comunità, penso che ripaghi con questa grande soddisfazione di tutte le complessità che sono state affrontate. Il Risacqua, quindi il cato della provincia di Gorizia, l'amministrazione comunale di Grado e tutti i soggetti, anche le aziende che sono state coinvolte, hanno oggi veramente portato un risultato assolutamente importante. La Regione ha sostenuto, ha contribuito quindi al finanziamento di questo intervento e sta lavorando con grande determinazione per cercare di fare degli importantissimi passi in avanti sul tema della qualità della depurazione delle acque della nostra Regione. Ricordo che sono stati siglati 3 accordi di programma nel corso di questi ultimi anni, dal 2014 in poi, che hanno permesso e stanno permettendo di riuscire veramente a fare degli interventi necessari, importantissimi per potenziare depuratori e realizzare le fognature che in alcune parti della nostra regione non solo mancano, ma sono ormai anche oggetto di infrazioni comunitarie. E quindi uno sforzo assolutamente prioritario, e con questi 3 accordi di programma di 95 milioni di euro tra fondi regionali, statali, europei e in parte anche più contenuta di risorse da tariffa, veramente sono convinta che riusciremo a far fare al Friuli Venezia Giulia un grosso salto di qualità su questo argomento. È chiaro che è un impegno che comunque deve continuare, e quindi la Regione, al fianco dei sindaci in particolare, è assolutamente determinata per continuare in questa grande sfida.